Lo specifico di questa esposizione, di queste cinque sculture di Giorgio Igne in piazza Roveredo, è la loro appartenenza ad una iniziativa del comune di Roveredo, che è una iniziativa che si intitola Mai più violate. Chiaramente è un'iniziativa relativa alla donna, alla figura femminile e alle sue vicissitudini dentro la nostra società. Non c'era uno scultore, secondo me, migliore di Giorgio Igne, proprio per rappresentare una figura di donna che avesse questo senso, questo significato. Igne rappresenta spesso la donna come una creatura sofferente, perché? Perché è la verità, nel senso che all'interno della società spesso la donna non ha diciamo, quello che dovrebbe avere, essendo essa la generatrice della vita, essendo essa quella che cura la vita, essendo essa quella che porta avanti l'esistenza. La sofferenza della donna ha sempre colpito questo scultore, che riesce ad esprimerla in termini che sono contemporaneamente potenti ed eleganti. Quando ho inaugurato la piazza ho pensato, ma perché non possiamo metterci qualcosa di artistico, qualcosa che mi renda la piazza ancora più bella, ancora più significativa. Allora a questo punto abbiamo contattato il Centro Iniziative Culturali di Pordenone e ci hanno suggerito lo scultore Giorgio Igne. A questo punto restava da decidere, da individuare un tema. Allora noi siamo un'amministrazione in prevalenza donne, io sono un sindaco e quindi ci siamo fatti una domanda: perché non fare una mostra che coinvolgesse anche le problematiche dedicate alle donne? Le opere che l'autore Giorgio Igne ci ha gentilmente concesso rappresentano veramente la sensibilità nei confronti delle donne, la maternità, la fede, diciamo, anche l'allegria in una statua, però sempre le varie situazioni che la donna vive. L'artista dice con dolore, io aggiungo anche con passionalità. Cosa significa la donna per Giorgio Igne? Perché l'ha rappresentata così tante volte? Io sono di qua della mela, la donna è di là della mela, uniamo le due mezze mele e fanno una mela intera. Cioè non potrei essere senza donne e le donne senza di me sì, e c'è sempre qualcun altro che ne approfitta. Qual è la differenza, se c'è, tra la donna d'amore e la donna di dolore? Ci si augura che la donna di dolore, il suo dolore svanisca con uomini che prendono più coscienza della donna, del valore della donna. D'altra parte nasciamo tutti da una madre, abbiamo sì forse un padre, ma il padre è sempre... Può essere, non può essere, se c'è, non lo so.